Le unità cinofile del nucleo regionale del Veneto hanno svolto un importante addestramento presso il centro minerario di Valle Imperina a Rivamonte a Gordino, Belluno. Durante le esercitazioni, i tre conduttori con i rispettivi cani Tea, Michelle e Ariel si sono messi alla prova all'interno delle miniere, in un ambiente particolarmente ostile e impegnativo. Il buio totale e le correnti d'aria presenti all'interno del sito minerario hanno reso l'addestramento ideale per migliorare l'orientamento e le capacità sensoriali dei cani, ampliando così la loro esperienza operativa in situazioni difficili. Questo tipo di esercitazione è fondamentale per preparare al meglio le unità cinofile ad affrontare missioni in condizioni estreme, come quelle necessarie durante le operazioni di ricerca e salvataggio in ambienti naturali o in situazioni di calamità. L'esperienza mineraria di Valle Imperina ha rappresentato un test essenziale non solo per i cani, ma anche per i conduttori che hanno avuto l'opportunità di affinare le proprie abilità di coordinamento e la collaborazione con animali in contesti complessi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.